bentornati allo speciale Ride TV dalla 119esima Fiera a Cavalli di Verona. Oggi parleremo di una disciplina forse poco conosciuta ma molto importante ed affascinante, che è quella degli attacchi. Nostri ospiti per parlare di questa disciplina sono Enrico Tortella e Giulio Tronca. Ci parleranno di attacchi e paradriving. E comincerei subito con una domandina per il signor Tortella. Cosa ci racconta, ci spieghi un po' in due parole quella che è la disciplina degli attacchi? La disciplina degli attacchi, proprio la cosa più facile, è il cavallo che traina la carrozza. Noi con le carrozze facciamo lo sport degli attacchi, è previsto delle gare di completo, delle gare singole, comunque che si dividono in dressage, prova di maratona e prova CONI. E le tre prove, il dressage è lo stesso dressage che si usa nella disciplina montata, solo che la facciamo trainando la carrozza. La maratona è il cross country, è il cross della disciplina montata, insomma, e dove c'è una parte di... Diciamo una parte più impegnativa, una parte di campagna, quindi sì, un pochino quello che è il cross country, come diceva, della parte montata. E poi la prova di salto ostacoli, che sarebbe la prova di salto ostacoli del concorso completo. Mi spieghi questa perché mi incuriosisce. Ecco, questa invece di saltarli gli ostacoli, noi ci giriamo intorno, ossia non ci sono barriere, ma abbiamo dei coni brutalmente definendoli per far capire alla gente i coni della strada, dove ci sono su delle palline e la carrozza ci passa in mezzo con dei percorsi predefiniti alle quali non devono cadere le palline. Le palline fanno le penalità. Quindi la penalità è data dalla caduta delle palline. Paradriving, ci spieghi un pochino come affrontate questa disciplina anche voi? Paradriving significa disabili con le carrozze e il cavallo. Praticamente persone che sono come me in carrozzina o che hanno delle altre disabilità di tipo fisico, che possono essere problemi alle braccia o alle spalle o alle gambe, appunto, lavorano con la carrozza e fanno le stesse gare che fanno le persone normali, quelle che abbiamo sentite descritte da Enrico adesso, quindi dressage, maratona o cross country di campagna e prova di abilità nel passaggio dei coni. Diciamo che quando noi siamo seduti in carrozza e abbiamo gli aiuti adeguati che sono stabiliti da dei medici specialisti, ognuno a seconda del proprio livello di disabilità e delle caratteristiche della sua disabilità, possiamo partecipiamo anzi a delle gare come le persone normali. A differenza del paradressage, che ha delle categorie riservate, voi come paradrivers potete anche partecipare a concorsi con, diciamo così, normodotati. Noi partecipiamo ai concorsi dei normodotati, con l'unica differenza che possiamo rispetto a loro utilizzare degli aiuti che possono essere, per esempio, che il groom, che è la persona che rimane dietro sempre presente in carrozza, usa il freno o ha una cinghia che ti tiene collegato se hai problemi di stabilità con il busto, aiuti di questo genere. Gli aiuti sono stabiliti appunto da una commissione internazionale specifica. Detto questo, partecipiamo col nostro grado con la categoria a cui siamo a seconda dei vari livelli, partecipiamo alle gare anche dei normali, uguali, identiche. Poi ci sono delle gare che vengono fatte solo di paradriving, tipo quest'anno in Italia per la prima volta alla Coppa delle Regioni avevamo una categoria con 5 guidatori disabili che hanno fatto una loro categoria specifica e hanno fatto una gara fra di loro. E abbiamo un campionato del mondo, abbiamo delle gare internazionali oppure partecipiamo alle gare nazionali o internazionali delle persone normali. Quindi è davvero sport per tutti. Sport per tutti vuol dire anche una formazione dello sport. Io so che esiste un progetto scuola. Chi di voi me ne vuole parlare?
Quest'anno proprio è di recente invenzione, di recente avvio, abbiamo pensato di portare gli attacchi nelle scuole. E siamo andati in varie scuole dove abbiamo presentato ai bambini gli attacchi, dove abbiamo fatto provare a guidare prima con un simulatore, che è un attrezzo che serve per appunto imparare a guidare senza il cavallo, e poi abbiamo fatto provare e vedere gli attacchi, insomma, per cercare di divulgare e per far vedere che è una cosa che è possibile per tutti, insomma. Bene, quindi una disciplina per tutti, la fanno a partire dalle scuole con questa bella iniziativa dei progetti scuola. Io ringrazio Giulio Tronca e Enrico Tortella, i nostri amici del Dipartimento Attacchi, e vi do un arrivederci a più tardi.